In tema di sanità, ora parliamo della ricetta elettronica che sta per diventare realtà, niente più prescrizioni cartacee, ma solo elettroniche che saranno inviate direttamente nelle farmacie. Avviata la fase di formazione per i farmacisti, entro marzo la ricetta elettronica sarà operativa anche in Veneto. Dopo la fase di sperimentazione effettuata in alcune farmacie delle province di Treviso e Belluno, il sistema sarà operativo in tutta la regione, ma sarà a pieno regime solo per la fine dell'anno. Dovrebbe portare all'abolizione totale della componente cartacea con un risparmio di oltre 1 milione di euro e consentirà un maggior controllo della spesa farmaceutica. È una bella sfida, è un obiettivo. La Regione Veneto sta lavorando da molto tempo, da alcuni mesi, per questo obiettivo e noi farmacisti ci stiamo preparando. Ovviamente la ricetta cartacea in un primo momento rimarrà nella prima fase, quindi affiancherà la ricetta elettronica vera e propria, però tutto il sistema a partire dal mese di marzo sarà operativo. Allo stato attuale per il paziente non cambierà niente, dovrà ancora recarsi dal medico per farsi rilasciare la ricetta cartacea che presenterà in farmacia insieme al tesserino sanitario. Soprattutto nella prima fase il paziente dovrà comunque recarsi dal medico, il medico consegnerà sempre la ricetta rossa. Forse il paziente più attento si accorgerà di un codice che appare in alto sulla destra della ricetta, ma sempre con questa ricetta il paziente dovrà recarsi in farmacia, forse dovrà munirsi di un po' più di pazienza perché soprattutto nella prima fase magari ci sarà qualche problemino tecnico da superare,